Quindi le dico, io sono rimasta veramente sbalordita anche per il tipo di persona molto pacata, tranquilla, che ho incontrato. Sulle prime, il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinte, stentava a credere che Stelio Cerqueni, quell'88enne gentile, mite dal fare affabile, che aveva incontrato per problemi familiari legati alla moglie Rosetta, fosse stato capace di un gesto così terrificante, uccidere la figlia sessantenne sparandogli con una pistola per poi togliersi la vita. Io ho conosciuto il signor Cerqueti perché 2 volte è venuto da me, abbiamo anche affrontato un tema che gli stava molto molto a cuore, anche risolvendolo. Tra l'altro un tema che non aveva attinenza con problematiche di tipo comunale, però la persona anziana mi aveva fatto veramente tenerezza, insomma avevo attivato un percorso con un professionista e aveva risolto e stava risolvendo questo professionista il tema, che però non era un problema suo, ma era un problema che aveva in famiglia, ecco. Quindi una persona sì, gentile, per bene, una persona che anziana, assolutamente padrone di sé, con un eloquio anche di un certo livello, e veramente quando ieri ho appreso di questa notizia sono rimasta prima di tutto sbigottita e poi anche molto rattristata. Cerqueni, nativo di Capodistria, aveva anche riferito al sindaco Cisint dei suoi problemi di salute, oltre che dei problemi della moglie, la 57enne, conosciuta in qualità di badante. Mi aveva detto che non stava affatto bene, che aveva un problema di salute importante e la preoccupazione che aveva in quel momento era proprio riferita alla moglie. Lui non ha mai parlato però né con me né con gli altri della figlia in nessun modo. L'uomo, che doveva andare a Padova per farsi operare al ginocchio, pur essendo in baruffa, come si dice dalle nostre parti, con la figlia, di cui non accettava il matrimonio, non amava farne menzione con alcuno. Lui però probabilmente aveva questo tarlo dentro di sé che poi non lo so come sia potuta diventare, acuire così tanto per arrivare al gesto che ha fatto, no? Perché insomma ha fatto un gesto gravissimo.